C'è in ballo anche Francesca Zaccariotto che ha presentato una civica in cui correranno parecchie vecchie conoscenze. La Zaccariotto dice persone preparate che sanno come gestire una situazione difficile come quella del Comune di Venezia, come quella delle casse del Comune di Venezia. La vera alternanza rispetto al passato è identificabile solo ed esclusivamente su Francesca Zaccariotto, e chi ha avuto la forza anche di uscire da dei partiti quale Forza Italia, come la Lega, lo ha fatto non pensando ad un interesse personale, ma pensando che oggi la vera battaglia è per Venezia e non per se stessi. Questo è lo spirito che anima la lista civica di Francesca Zaccariotto, traboccante di nomi noti della politica veneziana che hanno abbandonato i partiti del centrodestra per sostenere il progetto politico dell'ex presidente della provincia. È un progetto che va al di fuori dei simboli, che va al di fuori degli slogan, ma che si basa su esperienza, su concretezza, ma su anche risultati come quelli che io ho saputo raggiungere grazie ad una squadra che avevo in provincia e che oggi mi accompagna anche in questa battaglia, da Paolino Danna a Paolo Dalla Vecchia, a Giacomo Grandolfo, a Paolo Fontana, ma anche a molte altre persone che hanno fatto parte della pubblica amministrazione in consiglio comunale, come ad esempio è stato Vianello Alessandro, come è stato Luca Rizzi. Io credo che diventi l'unica vera forza per poter dare delle risposte serie a questa città. Una città, ricorda Zaccariotto, che esce da un commissariamento di quasi un anno che è stato fallimentare e che oggi ha consegnato a Venezia come risultato finale la delibera del dissesto finanziario. La nostra candidatura è quella che rappresenta il vero cambiamento, la sola che ha avuto la forza e il coraggio di opporsi a qualunque elemento di continuità con un passato devastante.